Un colpo secco di pistola. Così sarebbe morto Sergiu Tarna, il barman 25enne di origine moldava residente a Chirignago, la sera del 30 dicembre scorso, al termine del suo turno lavorativo al bar Esquina dell'Ax di Mestre. Lo rivelerebbe l'esito dell'autopsia durata diverse ore sul corpo del ragazzo, conferita dal sostituto procuratore del Turco. A ucciderlo dunque non sarebbe stato un oggetto contundente, tra le ipotesi, ma il colpo di una pistola. Da verificare ora se ci fosse una sola o più persone. Sergiu, che aveva finito di lavorare alle 20 e essersi recato nel ristorante sushi poco distante per accordarsi sul turno lavorativo per la sera di Capodanno, sarebbe morto dopo circa 2 ore, intorno alle 22. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo da un passante che fotografava il paesaggio tra i campi ghiacciati nel fango tra Mira e Malcontenta. Intanto i carabinieri stanno continuando ad analizzare le immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza della zona, sia private che non, e la pista più seguita sarebbe quella del mondo della droga movente dell'omicidio. Forse Sergiu era entrato in un giro più grande di lui. Sono ancora molte, infatti, le domande senza risposta. Le forze dell'ordine stanno anche esaminando i 2 cellulari del ragazzo, cercando di ricostruire gli ultimi messaggi, le chiamate, i contatti della rubrica. Disperata, la mamma del ragazzo che ha manifestato il suo dolore anche attraverso la pagina social, mentre gli amici hanno organizzato una colletta per il giorno del funerale, la cui data non è ancora stata fissata, essendo il corpo a disposizione dell'autorità giudiziaria.